Buongiorno, buongiorno e bentrovati, siamo allo stand della Regione Veneto, qui a Fruit Logistica edizione 2023. Sono in compagnia di Andrea Tosato, presidente del consorzio del radicchio di Treviso e variegato di Castelfranco. Saluto Federico Caner, assessore regionale all'agricoltura e alla promozione, Paolo Buran, chef dell'incontro, e anche Francesca Benvenu. Allora, Presidente Andrea Tosato, noi dobbiamo mettere alla prova l'assessore Caner. Certo, avevamo pensato proprio di metterlo alla prova nell'apertura del radicchio variegato di Castelfranco IGP, ma so che è abile e quindi adesso lo mettiamo veramente alla prova. Allora, assessore, l'abbiamo vista allenarsi poco prima, quindi adesso in diretta sicuramente il lavoro sarà perfetto. Abbiamo fatto prima un cestino con il radicchio variegato di Castelfranco, noci, mele, insomma abbiamo provato a lavorare un po', adesso andiamo a aprire il radicchio, così come è previsto anche da disciplinare. Allora, vediamo all'opera l'assessore, intanto io affianco Paolo Buran, chef del ristorante L'Incontro di Treviso, che ci preparerà in compagnia dell'assessore Caner che cosa? Adesso andiamo a preparare il piatto di oggi, che è il cestino di grana padano. Abbiamo fatto un'insalata con il radicchio di Castelfranco, abbiamo tagliato a listarelle, quindi poi viene condito con le scaglie di Piave vecchio DOP, la mela verde e le noci Lara. Quindi viene condito con sale, pepe e un po' di olio, e quindi viene poi composto nel cestino, che quindi è tutto edibile. Si può mangiare poi tutto del cestino completamente, quindi questa qui è l'insalata, questo nostro. Assessore, queste sono tutte le eccellenze del nostro Veneto qui. Qui ci sono tutte le nostre eccellenze, gli IGP, i DOP, tutte le peculiarità di questo territorio, che ricordo insieme noi facciamo ben 35 prodotti DOP IGP, ma se andiamo a guardare anche le altre produzioni tipiche DOC e di OCG arriviamo a oltre 90 prodotti, e se guardiamo tutti i prodotti tipici della regione arriviamo a circa 350 prodotti, quindi è una regione che dal punto di vista agroalimentare ha molto da dire, che ovviamente è un fiore d'occhiello non solo per l'aspetto agricolo e tutto ciò che ne consegue, ma anche ovviamente per l'aspetto turistico, che io dico sempre sono assessore all'agricoltura ma anche al turismo, e i turisti quando vengono nel nostro territorio vogliono mangiare, bere e bere bene. Come se la cava lei ai fornelli a casa, assessore? Insomma, sicuramente non sono uno chef, però me la cavo, tra primi e secondi riesco a cavarvela, a fare. In ogni caso sopravvivo. Benissimo, sopravvive, ma qui c'è Paolo Buran. Allora, io saluto il presidente Paolo Tosato, che ci ha portato il variegato di Castelfranco, ci ricorda anche lui un po' la vostra presenza qui a Fruit Logistica. Ma certo, il consorzio ogni anno è sempre presente, è sempre importante. Quest'anno è un anno di ripartenza con i soliti grandi risultati e grande fiera di Fruit Logistica. Grazie Andrea Tosato, allora lo salutiamo. Allora, Paolo Buran, si sta aprendo il variegato di Castelfranco, intanto io chiamerei vicino a me, per i nostri amici che stanno assistendo allo show cooking dell'assessore Caner qui allo stand della regione di Paolo Buran, la nostra traduttrice, e quindi chiedo proprio di raccontare il piatto che preparerà lo chef. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie sehr willkommen zu unserem Stand von der Region Venetien. Wir haben heute einen Gastkoch, unser Landvorsitzender Herr Caner, der zusammen mit unserer Truppe der Küche wird ein Körbchen aus Grana Padano mit Radicchio-Salat aus Castelfranco, mit Apfel, Kakao, Käseraspeln aus Piave Vecchio und Walnüssen vorbereiten. Allora, grazie alla nostra traduttrice, prego chef, allora come stiamo procedendo? Il radicchio Castelfranco IGP tagliato a listarelle, andremo, prego. Perfetto. Le facciamo assieme. Ecco, lo state riempendo.
e si presta a molteplici piatti il variegato di Castelfranco. Quali sono le sue caratteristiche in cucina? Beh, può essere sia insalate che poi dopo essere adoperate anche con dei sformati, quindi assaporito con una base di cipolla, quindi viene passito, sfumato con vino bianco, e poi può essere appunto fatto con dei sformati di radicchio, con un risotto, si presta molto bene, insomma ha una peculiarità importante. Allora, è importante anche la presenza di Francesca Benvenu, che mi aveva fatto segno, io non voglio parlare, ma presenza silenziosa ma comunque importante. Allora, Francesca, com'è affiancare un grande chef come Paolo Buran? Beh, sono sempre esperienze molto belle, perché da Paolo in particolare mette proprio passione e amore per la cucina nostra, valorizzando sempre i nostri prodotti. È riuscito anche in un ambiente fieristico a valorizzare proprio tutti i prodotti in collaborazione con tutto il consorzio. È un'esperienza molto bella. Anche perché questo è proprio un biglietto da visita del nostro Veneto. Assolutamente, il nostro Veneto è una terra bellissima, dai prodotti al turismo, e quindi deve essere valorizzato assolutamente. Allora, com'è andata, Assessore? Perfetto, abbiamo imparato una ricetta nuova, semplice, anche perché è fatta tutta di prodotti naturali, quindi non è elaborata, però nella sua composizione alla fine vedete l'effetto finale qual è. Bello da vedere e sicuramente buono. Anche da mangiare. Allora, poi arriverà, adesso li serviremo, magari lo ricordiamo anche agli amici di lingua tedesca che verrà servito, è pronto il piatto. Es ist gleich fertig, es ist schon fertig, è già pronto adesso. Also, jetzt gleich werden die Körbchen aus Grana Padano kommen und Sie können sich natürlich bedienen. Bitte schön, guten Appetit. Allora, grazie, guten Appetit, lo dico anch'io. Paolo Buran, prima della chiusura con l'assessore, che voto diamo a Federico Caner? Direi un 10, è promosso sicuramente. Anzi, aspetterei la prossima occasione, alle 3:30 noi facciamo i fusiloni con le Diche di Verona questa volta, e salsiccia dolce. Allora, Assessore, qui c'è un invito, non so lei come è messo con gli aerei, ormai c'è un'altra carriera, si apre un'altra carriera. Beh, mio nonno diceva impara l'arte e mettila da parte, perché nella vita non si sa mai, quindi anche perché il lavoro e il ruolo del cuoco, oltre a essere fondamentale perché valorizza i nostri prodotti tipici, diciamo che oggi è anche un mestiere molto ricercato. Non è facile, francamente, è impegnativo, però di grandi soddisfazioni, non solo economiche ma anche proprio di riconoscimento da parte della clientela. Grazie all'assessore Federico Caner, grazie a Paolo Buran e grazie ai collaboratori di Paolo. A presto e buon appetito. Grazie a voi.